Contratti di fiume che sono sicuramente interessanti ed importanti perché è un momento di confronto con il territorio, con gli stakeholder che ci sono nel territorio, oppure detta in italiano con i portatori di interesse, cioè tutte quelle realtà che vivono, abitano, producono e operano nel territorio a confronto per dare una risposta a questo territorio. Questo è un fattore estremamente positivo perché così fa capire a tutti innanzitutto la funzione che hanno i consorzi di bonifica nel territorio che spesso e volentieri non è riconosciuta ed è poco visibile. La seconda cosa che noi riteniamo opportuno e che si faccia è che questa condivisione di problematiche dal basso fa capire a tutti che tutti quanti noi significa tutti gli attori che dicevo prima, quindi tutti i portatori di interesse possono contribuire a migliorare la sicurezza idraulica, a migliorare l'uso di un territorio, a migliorare quello che è la sicurezza anche percepita da parte di un sistema. Il Veneto è all'avanguardia nell'adozione di questi contratti di fiume. Quali sono i casi che attualmente si stanno sviluppando nella nostra regione? Noi abbiamo diversi casi dal contratto di foce del Po, del delta del Po, al contratto di fiume che si sta facendo nel Marzenego, poi abbiamo il Valio Meule Musestre, poi abbiamo una cosa che forse l'abbiamo solamente in Veneto, è un contratto di falda, appunto come capofila un consorzio, il consorzio Alta Pianura Veneta, per cui il contratto del Brenta, per cui su questo si sta facendo molto in Veneto. Ripeto, però la questione che a noi percepisce e dà maggiore soddisfazione è trovare assieme ad altri, quindi assieme agli agricoltori, agli industriali, agli enti locali, quelle sinergie e quelle azioni comuni che si possono fare per far sì che si riduca la problematica della gestione del territorio.